Forse la sigla CIPE a molti non dirà granché, ma predisponendo gli indirizzi della politica economica nazionale, questo comitato interministeriale è un organismo basilare nel funzionamento del nostro paese. E proprio dall'ultima riunione del CIPE a Roma, il presidente della regione Luca Zaia porta a casa 4 opere basilari per il Veneto, tra cui l'autostrada A31 Valdastico Nord. Ma il governatore incassa anche l'approvazione del presidente del Consiglio Matteo Renzi su un'altra questione basilare per la quale si sta battendo da tempo: i costi standard, come ha rivelato lo stesso Zaia ai microfoni della trasmissione Zapping di Radio 1. Il Presidente del Consiglio giustamente ha ricordato, dice ma Zaia sta facendo una battaglia, e poi una battuta che ha detto forse ci crediamo solo in due al costi standard, io e Zaia. Ci sono poi le grandi opere sbloccate dopo anni di giacenze, per citare le parole del governatore, nei cassetti della burocrazia romana. Si è trattato di un lavoro accurato che ha sbloccato, io spero, definitivamente la Valdastico Nord, fermo restando un'opposizione della provincia di Trento. Comunque il Veneto insiste perché venga cantierata e quest'opera andrà subito al Consiglio dei Ministri. La partita importante dell'alta velocità e dell'alta capacità che dà il via finalmente alla tratta importante del Veneto, quindi il nodo di Vicenza, ed infine il Mose, e quindi c'è stato anche un intervento da parte del Presidente del Consiglio rispetto a questo tema e un po' di tutti, lo stanziamento di risorse superiori a €1 miliardo per la conclusione delle opere al 2017.